Ripeto, secondo me, allora, è chiaro che il gioco delle parti adesso farà il suo, ma secondo me questo è un qualche cosa che va oltre destra, sinistra, opposizione, maggioranza. Questo è una questione di legalità. Qui ci vorrebbe che tutti avessero la volontà di indagare molto bene su quella che è questo tipo di legge e su cosa avviene durante la presentazione delle liste. Come vengono raccolte le firme, come vengono presentate le liste, come vengono scelti i candidati. Questo è il punto. Tutto il resto fa parte del gioco delle parti, ripeto, e a noi interessa relativamente. Perché telefonata, buongiorno. Pronto? 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 Buongiorno. Celeste da Belluno. Buongiorno. Io mi collego a lei e saluto il signor Borrelli, candidato. Buongiorno. Io sono rappresentante di una lista civica, quindi lascio stare tutto, non faccio parte della lista del signor Borrelli, però su certi valori dobbiamo essere tutti concordi. Qua non deve esserci destra, sinistra, civica e centro, ma bisogna ricorrere alla legalità. Questo non si discute. In questi giorni ho sentito parlare di Stato di diritto, ma lo Stato di diritto sia rispettando le regole, non infrangendole o giostrarle a modo proprio. Questo dobbiamo renderci conto. Giustamente anche i cittadini devono aprire gli occhi, devono stare attenti, devono seguire cosa succede, non di dare nell'urna e fare una croce senza sapere cosa si fa. Io mi auguro che finalmente qualcuno metta la mano sulla coscienza. Io dico, dobbiamo essere tutti coerenti. Io ho raccolto firme, però io le ho vidimate una per una sapendo con chi avevo a che fare, non queste porcherie che succedono adesso. Perfino i morti siamo andati a scomodare. Guarda che i morti è da molte elezioni che firmano, Esatto. noi abbiamo, ma guardi che poverini sono impegnati, dobbiamo rispettarli perché anche dalla di là si danno da fare. Tornano, firmano, fanno un giro, salutano e se ne vanno. Ecco, perché sono molti anni, cioè d'altronde loro è molti anni a volte stanno di là e quindi tornano spesso di qua. Che uno è risorto solo una volta 2000 anni fa. Ma non è che risorgono, cioè proprio vengono, firmano e vanno, cioè con molto garbo. Questa è la... Vabbè, comunque buon lavoro, grazie. Anche a lei risulta i morti tanto che firmano. Sì, assolutamente sì. Ci sono questi fantasmi con la penna in mano che girano per il nostro paese. Ma la legalità è una delle battaglie comunque che noi facciamo da sempre. Noi abbiamo fatto addirittura un V-Day qualche anno fa proprio per la legalità, soprattutto all'interno del nostro Parlamento. Noi abbiamo 70 c'è Marco Franzoi che mi scrive via internet, visto che voi siete un popolo di internet. Sì. Ma se l'interpretazione è quella dei venerdì, vuol dire che gli anni precedenti abbiamo falsato le elezioni. È come quando stai giocando una partita di calcio da 90 minuti la fa diventare da 100 minuti alla fine del primo tempo. Caos liste, non si parla più di corruzione. Per me è dura da digerire, Di Pietro ha fatto bene. Telefonata, buongiorno. Buongiorno. Io mi sto chiedendo che a queste regionali ci siano troppi candidati. Il signore è candidato per la regione, mi sembra. Certo. Ma fra l'altro non l'ho neanche mai visto, mai sentito nominare. Allora, secondo lei, perché io mi sto impegnando nel farvi conoscere anche quei candidati che non hanno avuto grandi spazi? Proprio perché credo che uno possa... Non vi sembrano un po' troppi? Crea soltanto che confusione, voglio dire, non so, io le persone, adesso giustamente lei lo fa conoscere, ma io non l'ho neanche mai sentito nominare, non so neanche se si sia mai interessato di politica. Allora, il mio ruolo di informazione è in questi vincoli, in questi pareti a par condicio, di farveli conoscere tutti con uguale misura. Questo è che sto facendo in questo istante, è per dare un'idea di come si è presentato, adesso glielo sto decapitando per arrivare fino in fondo al manifesto, a lei rispondere a questa signora. Che la signora non mi abbia mai visto è un punto di forza, nel senso che per fortuna... perché lei è già avuto 2 volte da me, sì, non l'ha mai visto, mi sto disperato. Però dico che la politica abbia bisogno di volti nuovi, viva Dio, sì, per cui abbiamo bisogno di mandare a casa questi ottantenni che fanno politica da 40 anni a 30.000 euro al mese facendosi i fatti loro, abbiamo bisogno di sangue nuovo. Noi abbiamo presentato una lista civica, ripeto, al di fuori dei partiti. A me dispiace che la signora non capisca la differenza che c'è tra entrare in un partito e fare una lista civica. Noi per fortuna andiamo da soli e facciamo gara a noi senza alleanze, perché non ci sentiamo parte di nessuna struttura né di destra né di sinistra.
Abbiamo bisogno di persone nuove, dicevo, di 30-40 anni, giovani, ingegneri, laureati, gente che sa di cosa parliamo. Abbiamo bisogno della rete per appoggiare i nostri progetti. Per quanto riguarda la mia esperienza politica, io sono consigliere comunale da 2 anni a Treviso, mi sono presentato con una lista civica dove i candidati a sindaco erano 9, sono stato eletto come consigliere e se va nel sito www.grillitv.it può vedere anche quanti progetti sono stati portati dal sottoscritto all'interno del Consiglio Comunale. Mi ricordo che lei diceva prima, venerdì, mi perdo questo? Sì. A Belluno? Allora, sabato siamo a Belluno, sabato prossimo. Sabato alle... Mentre sabato sera, lei mi diceva a San Donà. Sì, siamo a San Donà alle 21 e alle 18 a Venezia. Lunedì 22 marzo. In Piazza Borsa a Treviso. Giusto per ricordare, chi ne vuole sapere di più poi anche live può sfruttare questi appuntamenti. Pubblicità.